solucions des equacions algebriques y superior a 4. Allora, una piccola osservazione per l'uditorio, avessi tu che chi, o Simone, che l'ha pronunciata la parola che è scritta come gra, in pignolo, perché tu torna a pronunciare? Gre. Perché il furlano ha tutte queste varianti e la regola è che ognuno a lei secondo la sua variante. Questa è una roba bellissima, dove sbagliamo per dire. Ok, grazie per la semplicemente. Edoardo. Facciamo di voi le ricerche matematiche sui groups e le cose attive e produce FX su Arnold Jump delle matematiche. Benissimo. Allora, dammi una piccola osservazione anche qui linguistiche. Urulute, Dialite, la parola è fiet. Ok? Effetto. La librisi è similare all'italiano, effetto e fiet. Ok? In italiano c'è frase, effetto, effetti. Il furlano c'è frase, effiet, effiets. Allora, una regola qui simile a che dall'inglese è lontana di che dall'italiano. E questa regola è reclamata qualche volta plurale sigmatico, cioè si passa il plurale giuntando una S. Quindi una sì, pardon. Ubi Maio. Ok, allora, un altro esempio di gruppo, un pregherei manco il banale, ma anche tanto. Z4. Zo. No, zo. Z4. Sì, so che beh, tanto allora è un gruppo formato in una finita elementi, si chiama gruppo finito, perché prima aveva un gruppo formato in finiti elementi. Consideri questo insieme, Z4. Potete dare due altri, che con una sta furlando, è bravissimo. 0, 1, 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, allora, un bel insieme, no? Picciolo, ma massa complicata. Definiamo un'operazione su questo insieme, ma un'operazione differente di che solito, perché abbiamo bisogno di definire un'operazione che non si mantiene sempre dentro dall'insieme, no? Per un gruppo. Quindi la somma non va bene, perché per esempio 3 più 2 fa 5 e ho sempre di Z4, non potevo mettere la somma, quindi diventassi alzate. Allora, inventiamo una nuova operazione, inventiamo una nuova operazione, una somma un po' particolare che qui ho indicato con questo simbolo T, ma in realtà si può essere anche chiamare come un simbolo ordinario, che è fatto così. Per definizione A più B non è più A, il solito A più B, ma è il resto di divisione per 4 di A più B. Dunque, per esempio, dove lui 3 tra fase a fase 1. Perché il risultato ordinario sarà 5. Troppi svolti dal 5. Troppi svolti stai al 4, una volte. Troppi l'ansia, rest 1. Tutti avete capito? Ok, se pensate su un momentino, così ho sei sicuro di non essere mai di Z4. Ok. Z4, in questa operazione, ha un gruppo finito, si chiama, reclamato in questa maniera, ma un declamato è gruppo des classes di rest, modulo 4, questo è poco importante, non parla in Z4. Allora, controlliamo in maniera formale che Z4 ha tutte le proprietà che non si interessano. La prima proprietà è che è closure, alla l'operazione di serale. Allora, controllate queste robe qui, facendo un po' di cons.
lui doi, 0, io mi dico possibilità di scrivere queste robe. Ok. Saltato. Perché? Domanda? Posso dire un'idea? Sì. Quindi quella proprietà che abbiamo detto prima vale solo se la somma è più di 3? Cioè se non è più di 3 vale Beh sì, perché allora, se la somma è 3, troppi voti stai al 4 dal 3, 0 voti e al resto? Giusto? 3 più O 0. 1 più 3 2 più 3 3 più 2 3 più 3 2, ok, queste è anche chiamate aritmetiche dall'oroloi, no? Ok, le avete già più giusto. Allora io direi che noi gli segnali di G, probabilmente queste parti è comprensibile anche in mathematics, no, forse non neanche qui. Bis minus, Marcella? Spero che mi dicessi no. Okay. Ok, seconda proprietà di controllato. Ise associative, beh, bisognerebbe dimostrare il gruppo formale, eccetera. Però intuitivamente se la somma è ordinaria di associative, no? Bisognerebbe dimostrare una serie che il micro dense utilizzi la seconda proprietà di verifica. Ah sì, identità. La identità dal gruppo e gli elementi 0. Se pensate. Dopodiché non resta di controllare che ha la proprietà di invertibilità, che allude che ogni elemento ha un invias. Allora, qui usa l'invias dell'elemento 1, perché ci dice un elemento che sommata a 1 nos deve come risultato le identità che è 0. Esatto, questa chiave la tabella e è commutativa, quindi se 1 ha l'invias di 3, 3 ha l'invias di 1. Quindi l'invias di 1 alle 3, l'invias di 2, 2. Questo è bravissimo. L'invias di 3 alle 1. E naturalmente l'invias fra virgolette di 0 alle 0. Qui sarebbe un'altra attività di complete, di road pass, eccetera, eccetera, queste robe qui, no, è assolutamente qui, giusto per far capire la volevi là a finire. Praticamente ormai non hai tempi di farne altri, ma poi rapidissimo giusto per Fabioli la volevi finire. Sì. Z4 al quale si costruisce l'operazione partendo di un solo elemento. Cioè, doprando un solo elemento sono in grado di ottenere tutti gli altri elementi. Se combatte squalizza l'elemento, alle possibili banali a un non pensa. Allora, poi lì 0, no, faccio che 0 più 0, 0. Più 0, 0, più 0, 0, più 0, 0, 0, 0, 0, 0. Perfetto. 1, lui, 1, 2, 1, lui, 1, lui, 1, 3. 1 più 1 più 1 più 1, 0. Se pensate, 2 non ha queste caratteristiche, no? 2 più 2, 0, e quindi 1 non mi piace mai, neanche 3. Mostro l'anno di cosa, perché quindi un gruppo che ha queste caratteristiche si dice gruppo cicli e Z4 alle cicli, poi perfettamente un minuto, quindi posso fare sbio di dove è, ma manco proprio di collegamento da quello là. All'inizio della lezione avete sbagliato questo insieme, che lo chiamerai L4, che sta parte l'idris di ordine 4, l'idris è radice, in qualche altra variante fulani si dice radice anche. Allora che cosa ho detto prima? Un mancul I mancul I. Ecco, che roba è un gruppo
Allen group finita, Allen group cyclic, e ha delle caratteristiche che sono praticamente i compagni sacchè di Z4. E chi mi ferma, chi mi spiega niente di più, o volevi la sala laterale non impegna Marcella, poi dopo, vai a vedere così. Ok, per fermarsi qui. Ok, stop, fine, si sono visto? Ok, allora, dunque, il mio ruolo qui è quello di osservare il professore che faceva questa lezione di friulano, ok? In clear, quindi utilizzando il friulano per insegnarvi. Allora, vi faccio qualche domanda per vedere voi come avete capito, sentito questa lezione. Ci sono delle differenze fra questa lezione che ha fatto il professor Fogale rispetto alle lezioni normali che fa in italiano? Secondo voi? O era uguale? Potete... Io faccio No, vabbè, cioè, non c'è una risposta giusta e una risposta sbagliata. Più o meno sì. Più o meno sono uguali. Oh, Diletta. Ah sì, sono uguali. Sono abbastanza frizzante anche in italiano. Sentivate la lingua come un ostacolo? No? Perché la capivate mentre lui spiegava. Ok. E stavate più attenti, secondo voi, rispetto a se avesse parlato in italiano sareste stati un po' meno attenti? Attirare un po' più l'attenzione. Ok, voi vi sentivate un po' più, sentivate uno sforzo maggiore per il fatto che dovevate capire quello che stava dicendo e attraverso una lingua che non era quella solita, insomma, poi che alcuni conoscono, altri meno. Ok, secondo voi, allora, premessa, per fare una lezione di questo tipo c'è tutto un lavoro dietro, avete visto che ho mostrato prima il livello, no, delle lingue che conoscete, quindi da lì puoi capire come creare il materiale in modo che riusciate a capirlo ovviamente. E vi chiedo un'altra cosa, e ci sono anche degli obiettivi quindi linguistici sotto questo materiale, quindi non dovete solo capire il gruppo, come funziona eccetera, ma c'erano anche degli obiettivi che riguardavano la lingua friulana. Ok? Allora, secondo voi, se pensate ad una lezione invece di lingua friulana, come se voi aveste un corso di lingua friulana, che differenza c'è fra il corso di lingua friulana, cioè quando imparate una lingua, no? E siete concentrati sulla lingua, invece rispetto ad una lezione di questo tipo? Nel corso della lingua friulana si parlano di cose, si parlano con cose che saranno all'ordine del giorno, ovviamente non è che mi metto a parlare con prima persona delle teorie, dei miei immaginari, quindi certo, è quello che capisco la differenza. sì, E la terminologia magari un po' più tecnica e specifica. sì. Non ci sono sinonimi, molti sinonimi, quello è la parola. Ok, e secondo voi è più facile o più difficile imparare il friulano, ad esempio, facendo matematica, o imparare il friulano facendo un corso di friulano? È più facile o più difficile? Si parla meglio secondo me come essere solo friulano. In una lezione di solo friulano? Ok, si impara meglio. Perché dici si impara meglio? Che cosa impareresti meglio? Modi di dire, le usanze, Ok, ok, va e bene. comunque parlando di matematica non ci sono le parole tipicamente friulane. Sì, è una lingua, una terminologia specifica ovviamente della disciplina. Ok, voi fate clean anche in altre lingue? Che classe siete voi? Una quarta, quindi l'anno prossimo.
Ve li darebbe mai, professore? In una lezione in italiano? Esercizi per capire, per essere sicuro che avete capito, per rinforzare un po' la comprensione. Sì, importanti. Magari non scritti, magari ci farebbe queste domande a voce. Ok, no? e perché secondo voi sono scritti? Ok, quindi comunque un esercizio del genere può servirvi anche vedendo la grafia scritta, no? A memorizzare, ok, a memorizzare dei suoni, anche il fatto che vi ha fatto leggere, ha provato a farvi leggere, è un modo un po' per rompere il ghiaccio e per buttarsi in una lingua che magari non siete ancora sua.